Con Giorgia si chiude la sezione dedicata agli autori e ai cantautori. In questo momento la giuria si riunirà per dare una prima valutazione di questa parte che abbiamo ascoltato, quindi giovanissimi e cantautori. Ne approfitto quindi per chiamare sul palco il direttore artistico della Festa del Buon Rientro, Claudio Sisto, e successivamente chiamerò sul palco anche l'assessore Gabriella Strinati per dire due parole su questa manifestazione. Claudio Sisto, regista. Grazie a tutti, buonasera. Volevo ringraziarvi innanzitutto per essere così tanti, perché chi pensava che questa fosse una sfida, diciamo, in perdita, in realtà si deve ricredere, questa è una sfida in vincita, soprattutto grazie a voi, quindi fatevi un applauso perché ve lo meritate tutti quanti. L'anno scorso, quando l'Ascom mi ha chiamato per far diventare quella che è una festa tradizionale ormai da tanti anni, questa è la 16ª edizione, parlo del Buon Rientro, mi hanno detto: noi vorremmo mantenere tutti gli aspetti della tradizione di questa festa, però portarla anche un po' fuori i nostri confini territoriali, perché è talmente importante, c'è talmente tanta affluenza di pubblico, è così seguita che forse è il caso di farla conoscere anche fuori. Allora io mi sono messo al lavoro e ho detto: benissimo, ma quali sono le realtà artistico, diciamo così, musicali, e chi più ne ha più ne metta, di questa zona? E quindi ho cominciato a conoscere le realtà del luogo, tra cui l'Istituto Musicale. Io ci tengo a precisare che l'Istituto Musicale, forse loro, diciamo, per umiltà non lo dicono mai, non sono solamente una scuola di musica che insegna la tecnica, ma sono soprattutto un'istituzione che insegna la passione, perché non ci vuole solamente la tecnica, se non c'è la passione la tecnica non serve a niente. Abbiamo cominciato a lavorare con l'Istituto Musicale, loro gentilmente si sono messi a disposizione l'anno scorso perché era tardi, noi abbiamo cominciato un po' tardi su questo progetto e ho conosciuto Grotto, ho conosciuto Fattambrini e la loro magnifica equipe di persone appunto che trasmettono passione, e con l'orchestra e con il coro in piazza Achillesotti hanno comunque ottenuto un riscontro incredibile, quindi anche lì chi aveva dei dubbi si è dovuto ricredere. Così come ho scoperto che esistevano ben 6 scuole di danza, il che in un territorio così ristretto è una cosa più unica che rara, e via via, e quindi sono iniziate delle collaborazioni. Quindi al Buon Rientro non ci saranno solamente, come voi sapete, le band che si esibiscono, che erano state scelte, diciamo, anche un po' a caso negli anni precedenti, è stato dato un filo conduttore, una regia appunto perché è il mio mestiere, e abbiamo valorizzato allora l'Istituto Musicale, le scuole di danza, valorizzato non perché c'era bisogno di me per valorizzarli, nel senso di portarli in questa manifestazione in modo da collaborare, non solamente da esibirsi. Quindi con Grotto ci sono dei progetti in ballo molto importanti per i giovani, perché tutta l'equipe dell'Istituto Musicale pensa sempre ai giovani, e vorrei a questo proposito ringraziare questa magnifica super band, che non c'è, ma sono dietro, adesso arrivano, perché loro non se l'aspettano, per quello. Eccoli qua, fategli un applauso doppio. Pregati. Allora, questi sono dei musicisti assolutamente incredibili, non solo dal punto di vista, diciamo, della tecnica, della capacità. Io li conosco di nome, non ho mai lavorato con loro, spero che succederà con l'Istituto Musicale, ma hanno soprattutto una caratteristica. Ricordatevi che i veri artisti, io ne conosco tanti, non sono quelli che se la tirano, ma sono quelli umili, perché gli artisti umili sono i veri artisti. Chi se la tira forse ha qualcosa che deve raggiungere e cerca con l'atteggiamento magari. Questi magnifici artisti questa sera hanno dimostrato di avere l'umiltà di mettersi a disposizione di ragazzi, dei famosi non professionisti, no? Quando in televisione esistono i professionisti e i non professionisti, che non significa niente.
perché bisogna chiamarli artisti e basta, come hanno dimostrato già i ragazzi che si sono esibiti. Quindi la loro umiltà fa capire che l'arte è sempre al servizio anche degli altri, non solo di se stessi. Quindi ancora un applauso per loro. Grazie. Bene. Questa serata, tra l'altro, noi quando abbiamo lavorato l'anno scorso sul Buon Rientro, il sindaco, che vorrei ringraziare con un applauso, ci ha detto: ma perché non facciamo, ho strappato una promessa sul palco principale, così anche quella a bruciapelo, non facciamo più una giornata sola, facciamone 2. E allora è nata l'esigenza di fare un'anteprima del Buon Rientro, e quindi io, con molta faccia, diciamo, tosta, ho chiesto il teatro a disposizione, e Grotto mi diceva: ma figurati, per una roba del genere pensi che ci daranno il teatro? Ho detto: vabbè, chiediamo, tutt'al più ci dicono no. E invece c'è stata dall'amministrazione comunale una tale disponibilità che questa sera questo magnifico teatro di Thiene, che è conosciuto in tutta Italia per un cartellone fantastico, e di questo dobbiamo ringraziare anche chi se ne occupa, e quindi è l'assessorato alla cultura, quindi l'abbiamo già nominata, no? La dottoressa Strinati, un applauso, grazie. Ti tolgo dall'imbarazzo di chiamarla sul palco, vero? Vuoi aggiungere qualcosa a questo discorso, diciamo, preparato sui ragazzi? No, grazie, buonasera. Ha già detto tutto lui, però vorrei sottolineare una cosa, appunto. Thiene è una città della cultura, di una cultura che va dalla musica, dal teatro di prosa, alla danza, all'arte in senso pittorico, architettonico, perché non dimentichiamo che abbiamo delle vie con palazzi nella nostra città che ricordano un passato glorioso anche dal punto di vista proprio costruttivo. Questo teatro è un esempio ben chiaro. Quindi dobbiamo tener presente quanto patrimonio c'è in questa città. È un patrimonio anche umano, perché appunto i ragazzi che arrivano qua su questo palco si mettono in gioco e provano l'emozione, suonano, come abbiamo visto prima, cantano, scrivono le canzoni, che poi a volte sono anche delle poesie. Quindi è un qualcosa che hanno dentro, che nasce da una formazione, dallo studio, dall'impegno, da famiglie che li seguono, li accompagnano, li stimolano, da maestri, professori che li guidano, e da poi tutto ciò che hanno dentro, dal loro sentimento, dalle loro emozioni, dalle loro passioni. E allora io credo che l'amministrazione comunale, insieme agli adulti, ai grandi che sono qui presenti, non possano far altro che aiutarli a proseguire in un cammino che loro stanno intraprendendo e che appunto li porterà, speriamo, in ogni caso a realizzare qualche piccolo sogno. E io credo che bisogna sempre sognare. Grazie. Molto bene, bisogna sognare vero, non sognare finto. Chiudo questo preambolo ringraziando anche l'ASCOM, perché l'ASCOM, che organizza il Buon Rientro, fa uno sforzo dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista assolutamente anche economico, perché è una festa che costa tanto e loro investono, perché sono ASCOM per i commercianti, per i pubblici esercizi, ma investono anche per la città di Thiene. È per questo che l'amministrazione comunale e l'ASCOM riescono a lavorare così bene, perché l'intento poi è quello di dare, diciamo, al pubblico una qualità che magari altrove viene un po' dimenticata. E quindi, per finire, adesso vi presentiamo, poi parleremo del Buon Rientro nella seconda pausa, vi presentiamo l'espressione della danza, che poi troverete, speriamo domani, incrociamo le dita per il tempo, in Villa Fabris, con il palco adibito a questo. L'anno scorso le scuole di danza, appunto, nonostante i dubbi, diciamo così, le perplessità, hanno portato tanto pubblico che è rimasto tutto il tempo, con dei numeri, dei quadri, delle espressioni di danza assolutamente di altissima qualità. E quindi questa sera noi ve ne presentiamo un piccolo assaggio attraverso una delle esponenti, diciamo, della danza
moderna, contemporanea, italiana, perché tale è diventata, poi adesso è stata appena a Parigi e quindi abbiamo anche potuto vedere delle cose che lei ha fatto lì a Parigi e quindi assolutamente ci sembrava giusto presentare questo assolo tratto dallo spettacolo NAD, Inconscio dei suoni, sull'aria Ombra mai fu di Handel, interpretata da Cecilia Bartoli, e applaudiamo Eleonora Pasin di Orizzonte Danza. Grazie a tutti, ci vediamo dopo. Eleonora Pasin. Brava, prego.
Un altro applauso a quest'artista. Grazie anche per la scelta coraggiosa di proporre un brano danzato in questo stile di danza contemporanea legato al repertorio barocco. Handel, l'autore di questo brano fantastico, è vissuto nel Settecento, quindi voi direte cosa c'entra il 1700 con tutto ciò che stiamo ascoltando stasera. Ebbene, sappiate, e qui entriamo nel momento super quark, sappiate che la musica barocca era ciò che per noi oggi è la popular music, quella che generalmente chiamiamo pop. La forma musicale che noi ascoltiamo nelle canzoni deriva proprio da quello che eseguivano i maestri Handel, tutta la scuola napoletana dell'epoca, ma lo stesso Vivaldi, lo stesso Bach, si attenevano delle strutture formali che ritroviamo oggi, guarda un po', proprio nelle canzoni. Quindi viva la musica, che è un continuum che ci accompagna e accompagna tutta l'umanità dall'inizio dell'essere umano ad oggi. Molto bene, un applauso, grazie. Scusate se vi chiedo questi indebiti applausi alle parole misere del sottoscritto, ma sto temporeggiando perché siamo in attesa della giuria. Ok? Molto bene. Allora, vi ricordo i nomi della giuria. Allora, ringraziamoli quindi con un applauso. Già, giusto. Allora, abbiamo Riccardo Brazzale, Bruno Grotto, Alice Testa, Claudia Valtinoni, Lorenzo Conte, Claudio Sisto, Franco Benvenu, Gabriella Strinati. Molto bene, la giuria sembra aver raggiunto un esito, ce lo comunicheranno dopo, alla fine di tutto, molto bene. Quindi siamo prontissimi per proseguire la serata, ma prima di proseguire io mi sento in dovere anche di ringraziare alcune persone che rendono possibile questa manifestazione. In primis vorrei ringraziare la Banca San Giorgio, sponsor ufficiale dell'Istituto Musicale Veneto, il negozio Gong, strumenti musicali, e i B-Studios, studi di registrazione, di cui parleremo più tardi, che sono coinvolti essi stessi nella organizzazione e in qualche modo nella produzione di iMake Music. Allora, stiamo per entrare in una fase assai interessante, la fase interpreti. Innanzitutto la band, non c'è la band, c'è la cosetta, perché il maestro Federico Malaman, che io adesso vi presento in tutta la sua forma. Allora maestro, bisogna dire una cosa. Ciò che voi ascoltate questa sera in accompagnamento ai ragazzi, prima non esisteva, ovvero esistevano delle basi, esistevano delle realizzazioni anche alla buona che i ragazzi ci hanno inviato. Il maestro Malaman ha arrangiato e riorganizzato un po' tutto ciò che voi ascolterete, quindi è merito suo se ascoltate i brani accompagnati in questo modo. Ma c'è un ma, non sempre è possibile con 4 strumentisti, seppur validissimi, come abbiamo qui questa sera, poter eseguire ciò che il candidato sceglie, perché abbiamo dei candidati che sono intenditori e scelgono delle cose sopraffine. Allora, il prossimo brano, che è un brano di Lelio Luttazzi. Chi conosce Lelio Luttazzi? Non vedo mani alzate. Sulle mani. Ah, vedete, ecco, è un autore conosciuto, ahimè, da pochi, ma andrebbe conosciuto da moltissimi, perché è uno dei pilastri, a mio parere, e penso anche secondo il parere del maestro Malaman, è uno dei pilastri della musica italiana. Ecco, Lelio Luttazzi ha scritto una bellissima canzone che si chiama Canto anche se sono stonata. Ed è stata una canzone
pensata per un organico strumentale che era quello della RAI dell'epoca. Parliamo di un musicista che è vissuto a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 70 come produzione musicale. All'epoca la RAI aveva un'orchestra leggera di tutto rispetto, passavano per di lì i maggiori jazzisti italiani, nonché i maggiori strumentisti degli strumenti a fiato, nonché dell'orchestra anche ad archi. Ecco, un patrimonio che ahimè oggi non c'è più, ma che ci resta negli echi della canzone che adesso ascolteremo. Proposta da Giorgia Bassan, canto anche se sono stonata, con una base strumentale che cercherà di ripetere le emozioni proprio legate alla musica swing. Prego. Grazie. Grazie. Ta ta, ta-ni-di-di, ta ta, ta-ni-di-di. Ta ta, ta-ni-di-di, ta ta, ta-ni-di-di. Perché non ho la voce di Dorelli di Arignano e neanche di Fontana, di Cigliano e Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare per di fianco te quando di te sono tanto innamorata. Canto anche se sono stonata, perché sono letteralmente impazzita di te. E senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché, caro, temo di farmi sentire da te. Ma da questo oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio 6 uova alla cock e come una belva del ring ti sforno quintale del swing, sperando di darti lo so che forse è proprio così. Scemo, mi direi di sì. You better do the da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché, caro, io temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio 6 uova alla cock e come una belva del ring ti sforno quintale del swing, sperando di darti lo shock che forse è proprio così. Scemo, mi direi di sì. Oh, baby, e forse è proprio così. Scemo, mi direi di sì. Oh, baby, e forse è proprio così. E faccione, mi direi di sì. Giorgia Bassan. Buona serata. E per fortuna che era stonata. Grazie. Grazie Giorgia. Per fortuna che era stonata, accidenti. Pensa un po'. Allora, l'Istituto Musicale Veneto offre svariati corsi di carattere musicale, dal classico al moderno. Tra le varie attività ci sono anche i corsi di musica d'insieme,
uno dei corsi di musica d'insieme di cui l'istituto va molto fiero, e personalmente, scusatemi, vado molto fiero io, è l'IMT Vocal Project. Perché parlo di questa cosa, che è un gruppo corale? Perché la prossima interprete fa parte di questo laboratorio. È con molto onore che vi chiamo sul palco Elisa Passarin. Battistella. Elisa, che ci canterà una canzone dei Passenger, Let Her Go. Perché hai scelto questa canzone? Beh, l'ho scelta principalmente per la melodia della canzone e poi anche per il significato della canzone, Let Her Go, lasciala andare. Finché la barca va, non era quella? No, vabbè. Elisa Battistella. Where you wanna need the light when it's below. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you spin high when you feel low. Only hate the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. And to let it go. Of your glass, hoping one day you make your dream last. But dream comes slow and it goes so fast. You see when you close your eyes, maybe one day you understand why everything you touch surely die. But you wanna need the light when it's below. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you spin high when you feel low. Only hate the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Love comes slow and it goes so fast. And when you see when you fall asleep, then never to touch on and never to keep. Cause I love it too much to bite too deep. Cause you wanna need the light when it's alone. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. You let it go, and to let it go, and to let it go, and to let it go. Cause you wanna need the light when it's alone. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Only know you spin high when you feel low. Only hate the road when I'm missing home. Only know you love it when you let it go. Cause you wanna need the light when it's below. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go.
been high when you feel low. Only hate the road when I miss home. Only know you love it when you let it go. And you let it go. Elisa Battistella, eccola qui. Grazie Elisa. Grazie a voi. E ora è il turno di Marta Bonato. Eccola qui. Buonasera. Marta, io a Marta devo chiedere una curiosità che in questa giornata così piovosa e un po' fredda mi viene da chiedere quanta neve hai trovato? 2 metri, quasi. Accidenti. Manca poco. Voi dovete sapere che Marta arriva da Roana. E qua tutto va bene, ma nevica, no? Manca poco. Manca comunque. poco, esatto. Manca poco. Allora, questo per dire che davvero tocchiamo i punti cardinali del Veneto. Da Roana, Marta, ci presenti Nobody's Wife. una canzone molto bella di Anouk, grintosa, direi che ci sarà da scatenarsi. Buon ascolto. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world run by, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, hey, that's me. What goes around comes around. You see that I can carry the burden of pain, 'cause it ain't the first time I got a man that goes insane and gonna spread my wings to embrace him for life. I'm sucking out the stuff I
Make Music 2014, Marta Bonato. Grazie. Il principio dei suoni comunicanti è tra voi. Yeah! Molto bene, io ve l'avevo detto che c'era da scatenarsi con questa canzone. Ora rientriamo un attimo nel repertorio italiano e proviamo a pensare ai mesi dell'anno. Settembre è appena cominciato ed è un mese ricco di melanconia, ricco di pensieri. Non è un mese che fa impressione, anche se la canzone è Impressioni di settembre e ce la canta Marco Chiarella. Eccolo qui, Marco, che si confronta con un monumento della PFM. Sì, Come va? molto bene, ragazzi. Sì, aspettiamo di sentire la tua interpretazione molto originale di Impressioni di settembre. Molto bene. Grazie. Marco Chiarella. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Verde, intorno ancora più in là, sembra quasi un mare l'erba. E leggero il mio pensiero vola e va. Ho quasi paura che si perda. Cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, è già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, ma cosa sono? Non lo so, sono un uomo in cerca di se stesso. No, ma cosa sono adesso non lo so, sono in cerca del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno, come sempre, sarà.
Marco Chiarella e le sue impressioni di settembre.